Euroregione News. San Simone, gusti di frontiera, Friuli Doc. Le tre manifestazioni storiche che in questo periodo dell'anno si susseguono con molte similitudini e alcune peculiarità. Friuli Doc a Udine è la prima in calendario e dal nome tutti ve la vorrebbero come una vetrina dedicata esclusivamente al Friuli Venezia Giulia, senza dare spazio agli altri, però in pratica è l'ennesima occasione per scoprire che la nostra regione non offre molti prodotti esclusivi e nemmeno in ambito culinario ci sono preparazioni speciali o quantomeno adatte ad essere considerate cibo di strada. Forse proprio dall'esperienza udinese che quest'anno ha visto la 24esima edizione, a Gorizia da 15 anni hanno ribaltato la situazione. Gusti di frontiera nasce proprio per consentire ai visitatori di assaggiare le specialità provenienti dall'estero, magari confrontandole con quelle di tutte le regioni italiane. C'erano tantissimi stand e aree dedicate in cui si parlava spagnolo, portoghese, tedesco, francese e chissà cos'altro. Ora è giunto il momento della terza manifestazione sul calendario, ma la prima per storicità, la fiera di San Simone presentata dal sindaco Fabio Marchetti. Anche quest'anno San Simone avrà gli ultimi 2 weekend del mese di ottobre dedicati a questa tradizionale festa della regione, che vedrà coinvolto il comune di Codroipo come protagonista assieme alle associazioni, in particolare le locali Proloco, per l'organizzazione di questa grande 6 giorni che avrà la sua inaugurazione il 20 di ottobre alle 5 del pomeriggio e vedrà il suo culmine domenica 28, perché quest'anno San Simone fortunatamente cade l'ultima giornata di festeggiamenti proprio di domenica, allorquando nella sala consigliare del comune di Codroipo, questa è una delle grandi novità che già annunciamo in anteprima, si svolgerà il premio per la letteratura friulana più importante del mondo. Dico più importante del mondo perché la lingua friulana, essendo parlata solo nella nostra regione, va da sé che è il premio più importante. Il premio, come l'anno scorso, sarà declinato in 2 sezioni, una relativa alla letteratura, l'altra ai fumuz. I fumuz che sarebbero i fumetti, ma in lingua friulana si dice fumuz come la lingua furlane a prescrive. Il premio San Simone è un premio tradizionale. Lo abbiamo riportato in sala consigliare, dicevo, dopo alcuni anni nei quali le amministrazioni precedenti, ma anche la mia, avevano deciso di lasciarlo nella biblioteca civica, ma riteniamo opportuno, visto le dimensioni assunte e l'importanza del premio stesso, riportarlo in auge, riportarlo nella sua sede originaria, ovvero sia nella sala consigliare, nobilitandolo ancor di più nella pubblica piazza. L'altra grande novità, sempre per quanto riguarda questa tipologia di evento che ha una sua tradizione ormai consolidata nel tempo, e quindi per tutto quanto concerne la tradizione ritroveremo gli stand dei comuni gemellati Braine-le-Comte, Maria Wörth, Bleiburg, quindi gli austriaci, il cioccolato della birra belga e tutte queste squisite leccornie che provengono ovviamente da territorio extra italiano. Vi saranno anche produttori che provengono da ogni parte del mondo, da ogni parte d'Italia, con gli amici siciliani fino a passare per il Messico per ritornare nelle nostre terre con altre prelibatezze e squisitezze di prodotti locali, ma la vera sorpresa sarà lo stand della piazza che, come al solito, sveleremo in occasione della giornata o delle giornate immediatamente antecedenti l'inaugurazione della festa stessa. Auspichiamo in un grande ritorno del formaggio per questa edizione, che non ha un numero perché, come ben sapete, e per chi non lo sa lo dico io, San Simone perde le sue origini nella notte dei tempi, pertanto non c'è un numero di edizione perché è una delle feste più antiche del Friuli e noi vogliamo mantenerla viva tale quale, migliorandola come ogni volta anno dopo anno. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregione News.